Ragazzi, non voglio interrompere il vostro momento di sesso, ma sta venendo una persona. Si tromba sempre nei suoi video, io lo invidio questa cosa, volesse fare video questo. È bastato un momento, Ma stava facendo le sue cose, l'hai disturbato. uno sguardo all'istante, Che stai parlando? Che ci stava toccando il culo lui 2 minuti fa. tutto era perfetto. Esatto, poi sei arrivato tu e gli rutto cacchio che gli stai facendo i cose suoi. Ma non capisci più niente. Comunque lui sembra Richie Houghton, se devo dire. Di cosa stai parlando? Infatti di cosa stai parlando? Perché nemmeno io ho capito. Forse stai esagerando. Riguardo a cosa, ragazzi, mi potete rendere partecipe, per favore? Forse tu stai sognando. Stai facendo tutto ciò che finisce con ando. Dentro me non sto capendo. Io nemmeno fuori, cioè ho questo disagio proprio che sia dentro che fuori, niente. Come fai a far finta di niente, lo sai. Vabbè, speriamo che Zac Efron ci dica per quale motivo dice sta cosa. Io ti guardo, penso che sarà. Io ti guardo per ciò che sarà, in che senso? Ma non sto capendo anche a te. C'è qualcosa che non va. Sì, quello lo intendevo, c'è qualcosa, però non si capisce cosa. La mia ragazza è pazza di te. Allora il problema è tu che tieni il corno, scusa, che glielo dice a fare lui? Ma sei scordata pure me. Ah boh, ma te ne parti un bel ragazzo, cioè te li aspettare. Forse con la pelle che hai sbagliato. La mia ragazza è fatta di te. E andando cresce le corna a me. Ma non si sposa più con me. Non vi sposate più. Mannaggia la cotaletta, mo c'è i testimoni come vanno in brava. La tua ragazza fa amore con me. Ma come, tu glielo dici proprio spudoratamente poi? Domandati bene il perché. È tutto logico perché. O tengo più grossete. Ti faccio amore vedere. È successo davvero questa cosa? Cioè, veramente lui è... Oddio. Sti parole che non sta dicendo. Vabbè, ma so fa purissima, ha saputo che tromba bene, la mi si faccio muro. Non tengono senso, non tiene rispetto. Tante parole non hanno senso che ho sentito fino a mo'. Se guardiamo insieme il passato, qualcosa è sbagliato, è tutto meritato. Una serie di parole una dietro l'altra, sconnesse tra loro. La mia ragazza si scorda di me. Ma possibile che annura in cuore? Io sarei scattato. Che sto sapeva rimedere. Ho già capito perché l'hai fatto. Perché ti sei comprato il gatto? Sei proprio un bastardo. E parole sanno e creatura. Siamo in pace, fratello. Come siamo in pace? Tu stai trombando la sua fidanzata. Siete in pace? È finita? Era tutto scontato. E chi ne c'è sto Black Friday? È tutto scontato. Cado in un scordato. E ta fa, dovevi aggiungerlo. È colpa di tua sorella. Che è stata proprio una monella. Che c'è caso, scusami. E perché l'hai fatto? Che te l'hai fatta? L'ha detto anche lui. Ma è vera sta cosa. Chi lo sa, l'inta vita non capita. Ma sta ancora là con la macchina. È possibile che lui non se ne è accorto? E piangeva tutti i giorni. E giustamente se l'ha fatta. Cioè, quando una donna piange, te la fa. È colpa tua e sei ancora sciolta. Cioè, chi non solo tiene il corno, poi è pure colpa. Se andasse pure in culo, non solo te e sta male. Da dice pure è colpa mia se tengo il corno. Oddio. Ho fatto un piatto e una faccia. Patatino cornuto. Lei prende pesce? Parte parlata, sicuro. Portate a letto la mia ragazza. Sapevo. Ti fa stare meglio adesso. Un po' così perché non facevo sesso da circa 2 giorni. Si senza sentimento non tiene rispetto. Tu non tieni virgola, fermati quando parli. Si senza sentimento, virgola, non tiene rispetto. Sei un bastardo dentro. Ma lui glielo dice sorridendo, ma ti piace il fatto che la tua ragazza ti faccia un altro? Perché ci stanno persone a cui piace, non so, a te piace? Tu mi parli di rispetto. Meglio, perché... Proprio tu che hai fatto male a chi ti volevo bene veramente. Ah boh, ma tu te pure io fai cazzo tu, cioè sono cose tra fidanzati. Mi parli di rispetto. Mi devi parlare anche dell'onore, perché così l'onore e rispetto. Siamo in pace, fratello. Su buccaccione ci ha fatto pure un occhiolino troppo che stava a innamorare. Questo è quello che si fa tutto quanto? Amore, ma chi era? Non so se lo conosci, amore. Fagli vedere, può essere che lo sape. Però se ci tieni, di. Vieni a te pigliare un cornotone. Lei è un misto tra sconvolta e Bafamok, praticamente, insieme.
Cioè loro sono baciati per dispetto a lui, ma lui non prende un Kalashnikov e uccide tutti. Ragazzi, addirittura umiliazione agli stati estremi. Ah, finisce con un... È giusto, anche io l'avrei affrontata con calma, tipo con una bomba sotto casa. Come sempre io non so veramente cosa dirvi. Lascia un mi piace, tagga un amico qua sotto. Io me ne vado perché devo chiamare la mia ragazza, fa una distanza. Oh, ma venga.